Allora, vediamo subito qual è la situazione che si presenta nel nostro panorama, nel panorama veneto, direttore. Riprendiamo un po' il tema sui giovani 15-24 anni. Allora, qual è la situazione? La situazione in Veneto è che noi abbiamo... 15 vuol dire che hanno finito gli studi comunque, 15-24, perché uno No, dice... allora, 15-24 anni è, diciamo, la fascia che identifica il mercato del lavoro dei giovani. Sì, però io dico, la maggior parte dei giovani a 16 anni è ancora Glielo alle dico, scuole superiori, esatto. Infatti non cerca lavoro. Le quindi volevo non- dire questo, infatti. Qual è il problema? Il problema è che quando diciamo, si sentono dati percentuali sul mercato del lavoro, si fa fatica a capire a quali valori ci si riferisca effettivamente. Allora io volevo proprio dare come informazione netta. Certo. Nel 2012, perché è l'ultimo anno di cui abbiamo i dati completi, adesso Mettiamo la grafica a video. a breve verranno fuori anche... Sì, offerta di lavoro giovanile, ecco. Se vogliamo andare avanti, andiamo all'offerta di lavoro giovanile. Vediamo quelle slide successive che così i giovani, eccolo qua, disoccupati, i giovani, Ancora più avanti. ancora più avanti, eccola qua, fermi là. Allora, come si può vedere? Io ho messo i dati dell'Italia e del Veneto. Si può vedere che appunto, intanto un elemento importantissimo è che questa fascia di età, da un punto di vista assoluto, pesa sempre meno rispetto al totale della popolazione. Sì, sì, E qui ci conferma quel fenomeno che ormai conosciamo da tanto tempo, che è quello appunto dell'invecchiamento e del fatto, quindi, cosa di cui ci dobbiamo preoccupare moltissimo, il tasso poi dopo che porta ad avere molte persone anziane inattive e poco, diciamo, ricambio generazionale è un fatto di per sé grave. Ma se noi andiamo a vedere, quindi il problema in Veneto riguarda circa 460.000 persone. Di queste persone ce ne sono 308.000 che sono inattive, ma Cioè il 67,1% rispetto al 71% d'Italia. inattive vuol dire che non cercano più. No, inattive vuol dire che non sono in condizioni di lavoro, perché giustamente, per fortuna, studiano, Ah, vabbè. sono ok. allo studio. Quindi È la rarissimo maggior il parte. caso, ci sono casi ultimamente sempre più frequenti di abbandoni scolastici, Certo. cioè di persone che non sono Ma né allora, a scuola. sì. Ma allora facciamo la differenza, 459 meno 308 ti restano 150.000 che sono quelli che cercano attivi. Sono gli attivi. Di questi 151 attivi, 115 lavorano. Quindi noi abbiamo, come le vede, abbiamo una situazione, il tasso di occupazione in questa fascia di età, mentre in Italia è intorno al 18,6%, in Veneto è intorno al 25%. Mentre quelli disoccupati, inoccupati, disoccupati, che sono il rapporto fra i disoccupati e gli attivi, e sono 36.000, Quindi di intorno fatto- al 23,7%. E allora 23,7%, non 40, No, 50, 40, cosa dicono i dati? la media italiana è 35,3. Però se noi consideriamo i 36.000 sul totale dei giovani, Cambia abbiamo meno del completamente. 7%. Esatto, quindi a Allora, questo il punto è problema, completamente... cioè, lasciamo stare le percentuali, non le spariamo. Con questo che cosa voglio dire? Che il problema non è grave, il problema è grave però sotto altri aspetti. Cioè, il problema per i giovani è che entrano in un mercato del lavoro Troppo in tardi. cui le opportunità di lavoro sono frammentarie, molto spesso sono lavori di breve durata, cambiano troppe volte lavoro, quindi non accumulano competenze, esperienze sul lavoro, hanno salari bassi rispetto Quindi non alla muovono media, l'economia. non muovono l'economia, non possono mettere su casa, non si possono affrancare dall'aiuto familiare, eccetera. E questo è il paradosso italiano, che sostanzialmente ha costruito un mercato del lavoro, domanda e offerta di lavoro, in cui a un certo punto, siccome i problemi non erano gravi, si è pensato di risolverli diciamo, appoggiandosi sul sostegno che la famiglia dà a questi giovani. Da qui anche vengono fuori i dati
sulla permanenza in famiglia, sul fatto che è impossibile trovare casa perché gli affitti sono molto alti, eccetera, eccetera, eccetera. Questa politica va rovesciata. Qui veramente bisogna pensare al futuro del Paese e invertire radicalmente l'approccio. Allora io dico 3 cose molto velocemente. Intanto i giovani si dovrebbero inserire prima nel mercato del lavoro. Negli altri paesi si inseriscono a 18 anni, da noi si inseriscono a 19. Se noi facciamo conto anche come media, se noi facciamo poi il conto che ci sono anche, diciamo, un tasso di partecipazione di passaggio all'università che è vero che è calato molto, dal 70% che era, è sceso intorno al 55-60%. Anche perché costa. Non solo costa, ma diciamo c'è sfiducia, non si ritiene che la laurea sia diciamo, un percorso, utile, un trampolino per entrare meglio nel mondo del lavoro, anche se non è vero. E tutto questo, combinando tutto questo, io quando sento di interventi sulla occupazione, quindi rivedere i percorsi scolastici, migliorare moltissimo come stiamo facendo in Veneto, veramente qui abbiamo con l'assessorato al lavoro abbiamo fatto delle esperienze molto positive, praticamente attivando direttamente le scuole, favorendo l'inserimento dei giovani direttamente dalla scuola all'impresa attraverso i tirocini, attraverso esperienze di lavoro guidate. Questa è una politica che dà degli ottimi risultati e soprattutto migliorando la domanda di lavoro rivolta ai giovani. Quindi io mi preoccupo un po' quando sento venire dal mondo imprenditoriale la denuncia. È un mercato del lavoro che non premia il merito, che non premia i giovani, ma il mercato del lavoro siete voi. Spiegateci voi perché non premiate il merito, perché non vi rivolgete ai giovani più bravi. Ecco, non credo che il problema questa volta sia dei politici e della pubblica amministrazione. Il problema è un problema che avete voi, diciamo, di cui voi siete il soggetto. L'impresa stessa è colpevole. È l'impresa stessa che non ha una diciamo, attenzione ai giovani, in quanto da noi i giovani sono valutati prevalentemente o in termini di costo del lavoro o in termini di esperienza e sono valutati sulle competenze immediate. Negli altri paesi invece i giovani sono quelli che funzionano meglio, sono valutati sulle potenzialità. Cioè io in questo momento rinuncio a un qualcosa perché so valutare la potenzialità di quel giovane. C'è poi a questo punto la capacità nell'impresa di valutare la potenzialità di una persona, oppure c'è più un carpe diem, cioè mi servi adesso non è un mercato del lavoro abituato a funzionare con queste logiche. È un mercato del lavoro abituato a funzionare sempre sull'esercito di riserva, cioè siccome ho tante persone che chiedono di entrare, io quasi mi sento benefattore a dare un posto di lavoro, è funzionale al corto respiro, a quello che mi serve sull'immediato, è molto condizionato dal costo, giustamente anche, perché se io non posso tagliare il cuneo, allora cerco di spendere meno in retribuzioni e vado a prendere quei contratti che mi costano meno come contributi. Ma lì credo che al di là delle speculazioni, perché ci sono sempre le imprese che speculano, assolutamente sì. E come lei diceva prima, gli affitti sono troppo cari, per cui comprare non se ne parla perché bisogna avere dei soldi delle banche che non finanziano, ma l'affitto è tanto caro, al di là delle speculazioni, la tipa che aveva 20.000 appartamenti e dei soliti, tante volte l'affitto è caro perché il proprietario ha una tassazione talmente alta che se non ha un minimo di guadagno dice ma che cosa la do in affitto, non la dà neanche più in affitto. È sempre là, cioè abbiamo un problema della fiscalità, il cuneo è tanto alto, se lo Stato non provvede, il datore di lavoro a volte si vede costretto ad avere cioè cercare dei margini diversi, senza rendersi conto però di questo aspetto, che è un boomerang, cioè dal momento in cui tu non sei prettamente vocato all'export, se un lavoratore lo paghi poco, questo lavoratore non consumerà neanche il tuo prodotto e di conseguenza si creerà una società di poveri che non sarà funzionale, che tu stia neanche in piedi. È quello ma se io tengo per molto tempo, c'è sempre questa base dello Stato. Molto tempo anche i salari bassi
rispetto anche alle qualifiche, quelle che esprime Non è l'università. gratificante, No, cioè... non solo, trovo sempre meno giovani disposti a investire in quel tipo di attività, oppure quelli che investono poi se ne vanno all'estero. Cioè, io sono posso chiamati portare da altre anche lì un aziende. esempio, un Sì. piccolo esempio vissuto in prima persona. Noi ogni anno collaboriamo con delle agenzie, le nostre equivalenti della Germania, che per conto di aziende, ma aziende importanti, aziende di settori telespaziale, elettronica, eccetera, cercano ingegneri, perché in Germania non ci sono sufficienti, non c'è un numero sufficiente di ingegneri. Bene, loro li vengono a cercare in Italia e io ho chiesto: ma perché non andate a cercarli in Cecoslovacchia, in Ungheria, in Romania, in Russia, dove dicono che ci siano? E mi hanno detto: perché i vostri sono molto ben preparati, e quindi questo facciamo un po' giustizia alle nostre università, tanto, certo, come dire, vituperate, bistrattate, eccetera. Le prendono da qualunque università italiana, quindi comprese quelle del sud, Bari, Napoli, Roma, considerate brutte università, invece sono ottime università pure quelle. Li pagano 2.500 euro netti come prima retribuzione. Quindi per loro è poco, per noi è tanto, solito discorso. Per loro è un salario giusto, per noi è un salario già da carriera avviata. Esatto, da carriera avviata, da qualche anno, buoni anni di esperienza, tanti anni non di di primo impiego. Assolutamente. Oltretutto gli danno anche un forte supporto a inserirsi, certo, quindi li aiutano a trovare casa a prezzi ridotti, li aiutano se hanno la moglie che si vuole trasferire, li aiutano a cercare l'asilo nido se hanno il bambino piccolo. Insomma, purtroppo cioè, è una politica, infatti giustamente io per la prima volta in questi giorni ho sentito parlare non di problemi del lavoro per i giovani, ma di problemi di politica per i giovani, perché la politica per i giovani significa appunto accesso al credito, dobbiamo affitti. Chiedo scusa. No, è un tema appassionante, lo ritratteremo perché abbiamo visto che c'è tantissimo interesse, quindi la invitiamo nuovamente a stare con noi. Grazie di averci illustrato alcuni di questi elementi che sono veramente tantissimi. Grazie a voi di averci seguito. Appuntamento come sempre a domani. Dai.